pomeriggio, nuova puntata di Anteprima Sport. Partiamo subito a razzo perché vi vado a presentare l'ospite che è in studio con noi questo pomeriggio, che parlerà di calcio, ma non solo, anche di solidarietà, perché insomma fa parte di un'associazione che fa del bene, non solo sul territorio cosentino, ma possiamo dire, Sergio Crocco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, sul territorio mondiale adesso Possiamo dire così, esatto. è vero Sergio. Parleremo con te, ti vediamo che sei un po' preso dalla neve, perché anche qui a Cosenza i primi fiocchi stanno arrivando, è vero. Sono appena arrivato dal tragitto dalla macchina, qua ha preso un poco di neve, ma è più acqua neve che altro. Quindi, meglio così, chissà riusciamo a farci qualche scialubetta, che non sarebbe affatto male. Soprattutto in questo periodo di freddo. Esatto. Sergio, insomma, parleremo di calciomercato, parliamo anche di solidarietà, però vado a presentare i nostri compagni di viaggio di oggi. Dovrei vedere, lo vedo già in collegamento, Antonio Clausi. Buon pomeriggio, Antonio Clausi di Cosenza Channel. Ci senti, Antonio? Ciao, buon pomeriggio a tutti, a te Anna e a Sergio un abbraccio particolare, su cui dopo svelerò la sua ultima produzione letteraria di cui mi ha omaggiato proprio ieri pomeriggio. Antonio, alza poco l'inquadratura, mi dice il nostro regista Luca Chito, il co-regista anche Enzo Leonetti, che insomma guidano oggi la regia in studio. Volevo dire che vogliamo svelare che cosa ho regalato ieri ad Antonio Clausi. Un bellissimo libro sulle vittorie pulite della Juventus. Mi è costato anni e anni di studio, di ricerca delle stanze segrete della FIGC, però poi sono riuscito a fare un bellissimo libro completamente bianco. Allora, questo libro io non lo voglio leggere assolutamente. Te lo porterò. Non lo voglio leggere neanche io. Vedo anche in collegamento il direttore sportivo dell'Avello, Domenico Roma, che sarà con noi in questa prima parte. Buon pomeriggio, Domenico. Ciao, buon pomeriggio a tutti e saluto sia Sergio che Antonio. Ciao Domenico. Domenico, insomma, Ciao, ci parlerà anche degli ultimi colpi di mercato di questa società che sta facendo bene in Serie D. È una società che, Sergio, vedremo bene anche fra qualche anno, secondo me, nelle serie superiori. Speriamo, per Domenico lo merita in particolar modo. Questo ragazzo lo conosco da almeno 15 anni, è uno che davvero si è fatto da sé, ha lavorato duro, è stato nei campetti più polverosi di periferia, quindi se andrà avanti sarà solo per merito suo ed avrà tutto il mio compiacimento. E non so se già in collegamento con noi Franco Rosito della Gazzetta del Sud, mi dicono che stanno cercando di ripristinare il collegamento. Andiamo avanti, partiamo proprio da Domenico, perché so che poi è impegnato, insomma dovrà lasciarci perché è impegnato anche in un'altra intervista, quindi parto da lui, scusate, insomma, sia Sergio che Antonio, perché voglio sapere quali sono gli ultimi colpi di mercato e se il Lavello ha intenzione in questa parte del calciomercato di intervenire oppure se la situazione è quella che è. Sì, assolutamente. Abbiamo chiuso ieri Walter Zullo, un difensore centrale 90 che ha sempre giocato tra i professionisti, quindi ex Avellino. Abbiamo integrato la rosa con un 2001 che ancora dobbiamo presentare, ora stiamo cercando l'ultimo tassello per poi completare la rosa. Il Lavello sta facendo bene, nell'ultima partita un pareggio, però insomma piano piano state cercando di risalire la china. Beh, in realtà siamo sempre stati su, il pareggio è stato condizionato da un campo pessimo. Noi siamo una squadra che gioca tantissimo, gioca di rapidità, di velocità, quindi ci ha comunque penalizzato. Ma comunque era non un risultato utile consecutivo. Noi abbiamo perso solo la prima partita perché comunque mancavano 8 titolari e da allora non abbiamo più perso, quindi abbiamo avuto una continuità. In casa abbiamo subito solamente 3 gol e siamo la squadra che ha fatto più gol in casa. Fuori casa abbiamo comunque vinto contro la prima classifica in classifica a Sorrento, fuori casa, dimostrando di avere un calcio importante, un calcio propositivo e abbiamo fatto comunque sempre bene. Domenico, un pezzo di Calabria in questa Lucania, possiamo dirle, perché oltre a te c'è anche l'addetto stampa che salutiamo, Attilio Malena, insomma trasportate, come si dice, i vostri pregi anche in altre regioni d'Italia.
Beh, in realtà c'è anche un altro pezzettino di Calabria che è il nostro preparatore atletico, che è Luca Princiotta, che è di Reggio, ex Regina. Poi abbiamo, vabbè, Mister Zeman che è un Palermo romano, perché lui è nato a Palermo ma vive a Roma. E poi abbiamo l'ultimo pezzo che è un ex Cosenza in realtà, che è Riccardo Abbenante, che è allenatore in seconda, quindi c'è molto di Cosenza in questa avventura in Lucania e quindi siamo felici. Poi ci sono anche diversi calciatori calabresi, c'è Brunetti, c'è Militano, quindi diciamo che la colonia calabrese non si fa mancare dappertutto, siamo un po' come i cinesi. Senti, e invece come mercato sappiamo che è un mercato sottotono quello di questa sessione invernale, invece lì la situazione non mi pare tanto negativa, ecco. No, diciamo che abbiamo una proprietà veramente importante, Anna, una proprietà che tranquillamente potrebbe fare una Serie B a vincere. È una proprietà che ha voglia di fare calcio, lo fa in maniera professionale e vuole che venga fatto in maniera professionale. Veramente non ci fa mancare nulla dai campi di allenamento che sono la cosa fondamentale per una squadra, i pagamenti precisi. Noi siamo una società virtuosa, siamo già al quinto stipendio, quindi abbiamo già pagato dicembre, quindi per farti capire che siamo una società veramente modello. Stiamo creando tutto un asset intorno che sia funzionale al progetto, cioè in preventivo la costruzione di uno stadio di proprietà totalmente finanziato dalla nostra società e in più se riusciamo anche la ristrutturazione di un'altra parte di stadio. Quindi diciamo che è una società che ha un progetto, lo vuole portare avanti, ha i mezzi per farlo e ha i modi per farlo. Quindi è importante lavorare in questo ambito perché veramente ci permette di lavorare sereni. Con Sergio facevamo insomma delle facce mentre tu parlavi perché giustamente partire da programmazione, lo vedi, lo stadio di proprietà, poche società pensano a questo, Sergio. Beh, se possono fare la Serie B a vincere, mi posso permettere, dov'è? Cerca di farci una piccola pastetta per Cosenza. No, no, scherzo, scherzo, No, magari scherzo, ma non tanto però. Mi fa no, piacere che Sergio. lavori con gente seria, questo mi fa piacere molto. No, Sergio, la cosa più bella è un'altra, Sergio, è la serenità con cui si viene al campo, ma non solo io, lo staff tecnico, il mister, i calciatori, è una serenità tangibile, papabile, cioè una società. Poi noi siamo partiti che chiamandoci Lavello eravamo invisi perché non ci conoscevano, ora invece credimi, fanno a lotta per venire qua perché sanno della solidità della società, della serietà della società e quindi tutti ambiscono comunque a finire in un posto dove si lavora serenamente, si guadagna il giusto e comunque sia vengono pagati in maniera precisa. Poi la cosa importante è veramente abbiamo uno staff tecnico con Karel Zeman, Riccardo Abbenante, Princiotta, Guaiana, team manager, abbiamo un addetto alla logistica, abbiamo due magazzinieri, un'area comunicazione, quindi è una società che si sta creando, che si sta formando. Io sono super stressato perché tutto passa sulle mie spalle, quindi però è anche il piacere di poter, è come una tela bianca su cui poter disegnare, quindi puoi fare il disegno che più ti aggrada. E noi vi facciamo l'in bocca al lupo per questo. Domenico, anche nella scorsa settimana abbiamo parlato, non mi ricordo quale degli ospiti in studio, diceva chissà qualche giovane interessante che dalla Serie D possa arrivare magari proprio a Cosenza. Beh, in realtà noi abbiamo più di qualche ragazzo interessante, dicono che siano tra i più bravi di categoria. Il trucco è stato anche, vabbè,
arrivando da un'area scouting conoscevo gran parte dei ragazzi che sono andato a prendere, anzi in realtà tutti, e quindi abbiamo avuto la lungimiranza di investire su di loro. Alcuni sono diventati di proprietà, abbiamo investito comprando il cartellino, alcuni altri siamo andati a recepirli sul mercato estero, come può essere il portiere 2002 Franetovic, e alcuni altri li abbiamo trovati, perché c'è un 2003 che è seguito da diverse società professionistiche e altri l'abbiamo preso in prestito da società amiche, quindi ora è arrivato Del Grosso, è un 2001 che è nel giro della nazionale Under 23 australiana, ha abbracciato il nostro progetto, e poi abbiamo preso anche Mercuri dalla Ternana, e tutti quelli che abbiamo preso stanno facendo bene. Poi dell'Orfanello, come dicevo, in italo brasiliano, terzino sinistro, che secondo me sentirete parlare anche di lui perché si è messo in mostra e molte società lo stanno seguendo. Domenico, io ti ringrazio, so che il tempo a nostra disposizione è terminato perché sei impegnato anche con un'altra emittente televisiva, quindi grazie mille, in bocca al lupo per tutto, sicuro ci risentiremo nelle prossime settimane, così vedremo come procede questo percorso del Lavello. Grazie ancora Domenico. Viva il lupo, grazie come sempre per l'invito. Tu sai che non sono molto avvezzo alla TV, però va bene sempre. E vorrei salutare Antonio e vorrei salutare Sergio. A Sergio un abbraccio grandissimo e aspetto anch'io questo libro, però non quello della Juve. Magari ne aspetto uno dei suoi, un bestseller dei suoi, va bene? Se sapessi qual è lo scena, secondo me ti piacerebbe molto. So che tu hai una simpatia per il Toro, quindi te lo consiglio, Domenico. No, guarda, ti hanno informato male, io ho una simpatia per la Juventus, però non sono un grande tifoso, quindi diciamo sei accerchiato. Ti avevo sopravvalutato allora. Sei accerchiato, però lavoro con Seman, quindi mi sono salvato in extremis. In extremis. Grazie Domenico, in bocca al lupo per tutto. Antonio, allora, facciamo un punto su questo calciomercato, sappiamo che insomma a Cosenza è arrivato Tremolada, a Reggio è arrivato Mikovic, insomma i nomi non sono tanto brava con i nomi stranieri, però insomma facci tu un sunto di quello che sta accadendo in giro per la Serie B, Serie A, insomma per le squadre calabresi. Sì, prima di farlo però volevo un attimo ricambiare i saluti a Domenico, che stimo tanto anche io da tempo, siamo amici ormai da tanti anni, e poi volevo evidenziare che un progetto molto simile a quello che magari stanno portando avanti i soci del Lavello lì in Basilicata, a Cosenza c'è già, ed è il progetto della Morrone, dove sono anni che il Club Granata raccatta sul territorio giovani del posto, li fidelizza al club, li fa firmare e ha creato questo suo parco calciatori, scalando le classifiche dalla terza categoria alle porte della Serie D, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso la Morrone è arrivata nel suo primo anno di eccellenza, poco prima dello stop, era praticamente alle porte dei playoff. Quest'anno è ripartita con un allenatore, Paolo Infusino, che praticamente è un uomo del club, sostanzialmente è cresciuto, anzi è suo il primo gol della Morrone rifondata in terza categoria, e poi ha fatto il secondo ai tecnici che si sono susseguiti sulla panchina dei Granata. Il sodalizio con la Popil Bianco, ormai divenuta Morrone Academy, un'unica entità, lo stadio nel cuore di Cosenza, l'impianto meglio dire, nel cuore di Cosenza, lì a Via Popiglia, un fiore all'occhiello, la nuova tribuna con i seggiolini, un campo in sintetico, insomma anche Cosenza ha qualcosa di cui vantarsi. Lo sponsor è la Terra di Piero, assolutamente, quindi si portano avanti questi concetti di integrazione, senza dimenticare quello che il territorio offre. Quindi era una parentesi, no, hai fatto benissimo, doverosa, perché anzi me ne scuso per non averlo ricordato anch'io, hai fatto benissimo a farlo, hai fatto benissimo. Ma perché le parole che ha detto Domenico hanno acceso una lampadina nella mia testa, e quindi non potevo fare altro che fare questo parallelismo.
C'è Questo è Sergio che tutto. forse voleva farti una No, domanda. questo, no, volevo, Dello sponsor. volevo parlare dello sponsor. Sì, Dello sì, sponsor. esatto, Mentre sì. per quanto riguarda il mercato, Antonio, ci dici qualcosa prima di insomma, passare poi a parlare degli impegni delle squadre calabresi? Vediamo se c'è qualche novità dell'ultimo minuto, perché il Cosenza, come abbiamo detto, ha preso Tremolada, la Regina, c'è anche il Crotone che è molto attivo, perché sono tutte società che vogliono uscire da questa zona calda della classifica e cercare di salvare la categoria, sia in A che in Serie B. Guarda, l'ultima news che possiamo dare è che nonostante, come dire, il Cosenza voglia trattenere Carretta e lo vuole trattenere davvero, il suo agente continua a avere dei contatti con la Salernitana. La notizia davvero di questa mattina è che il Chievo ha superato la Salernitana per la corsa al calciatore. Il Cosenza non vuole darlo, però chiaramente la gente deve fare gli interessi del ragazzo, quindi o a parametro zero dal 2 febbraio o già in questa sessione ci sarebbe un accordo di massima con il Chievo Verona, quindi il Chievo ha superato la Salernitana. Il Cosenza, per far fronte ad un'eventuale partenza, che ribadisco al momento il presidente Guarascio non vuole considerare, ha fatto un pensierino sondando Cicerelli della Salernitana. È un calciatore che Trinchera voleva già portare a Cosenza nel primo anno di Serie B con Piero Braglia in panchina, però il calciatore preferì all'epoca accasarsi a Foggia, che ricorderete tutti, il Foggia prima della penalizzazione partì con i gradi di una formazione che avrebbe potuto inserirsi nella lotta per i playoff. È di proprietà della Lazio, sappiamo però che tra Lazio e Salernitana c'è una corrispondenza di amorosi sensi, lasciatemi passare questo termine, e quindi è una delle idee che il calciomercato ha prodotto. Per ciò che concerne invece le piste degli attaccanti che tanto animano i cuori dei fan del Cosenza, nei giorni scorsi abbiamo scritto il nome di questo ragazzo albanese, Sadiku, che sta giocando in Turchia. Anche ieri è sceso in campo perché leggevo un po' sul web che qualcuno avanzava delle remore dal punto di vista fisico. Ha giocato, quindi evidentemente sta bene. Credo che a metà della prossima settimana o uno dei due attaccanti che il Cosenza dovrebbe portare alla corsa di Roberto Chiuzzi o l'esterno destro che dovrebbe innalzare il livello tecnico per quel reparto potrebbero arrivare allo stadio San Vito. In uscita sappiamo esserci Borrelli in destinazione Monopoli, e poi negli ultimi giorni Schiavi dovrà eventualmente valutare una proposta avanzatagli dalla Cavese, se tornare in Serie C oppure pensare di farlo alla fine del contratto che lo lega al Cosenza il 30 giugno. Fin qui il mercato. Dovrebbe essere adesso in collegamento con noi, l'abbiamo ripristinato, Franco Rosito della Gazzetta del Sud. Buon pomeriggio Franco. Ci senti? Buon pomeriggio a voi. Grazie Sì. per essere nostro ospite. Parliamo tra pochissimo anche di calcio e di mercato, però mi volevo soffermare adesso con Sergio, che ho lasciato in stand-by, perché insomma Sergio, abbiamo detto, è protagonista anche di questa associazione, La Terra di Piero, tante le iniziative benefiche. Vi faccio vedere una foto che proprio ritrae Sergio insieme a un cagnolino. Chiedo alla regia di mandarlo, perché è l'ultimo arrivato in casa proprio della Terra di Piero, Sergio. Sì, Questa è la foto ovviamente di Piero Romero. Sì, l'abbiamo raccolto avanti ieri, ci hanno chiamato alcuni fiorei del cimitero e c'era questo cagnolino che era davvero di pochi giorni abbandonato, e siamo andati a prenderlo e diventerà la mascotte della Terra di Piero. Ecco, questa è la foto. Sì, non credevo affatto di potermi innamorare così facilmente di un cagnolino. Ci è riuscito questo batuffolo di carne, perché ti prende, e ci ha preso il cuore a tutti, e quindi lo terremo nella nostra sede e sarà la nostra mascotte per sempre. Sì, è un piccolo gesto ovviamente rispetto a tutti quelli che abbiamo fatto in questi 10 anni, perché noi il 13 marzo compiremo 10 anni da quando abbiamo fatto proprio lo statuto dal notaio, 10 anni lo possiamo dire, di grandi successi, ma non per vanto, ma forse anche per un po' di vanto, ma soprattutto perché siamo riusciti a portare una bella vendata di solidarietà in una città che in ogni caso comunque la solidarietà la conosce bene, perché ci sono tante associazioni che danno
danno una mano è molto fattiva alle persone che hanno più problemi di noi. Non faccio i nomi, però ce ne sono tante davvero di associazioni a Cosenza che danno una mano, e ci siamo inseriti noi 10 anni fa cercando di portare questa ulteriore vendata di solidarietà positiva che comunque Cosenza ha sempre nel DNA, quindi il Parco Piero Romeo, quindi tutte le iniziative in Africa e tutto il Parco dei Nonni che sta per Ecco, sorgere. mi hanno chiesto proprio questo, pochi minuti fa, insomma parlavano a Sergio quanto tempo ci vuole per il Parco Non dei ci vuole Nonni. molto. Allora, il Parco dei Nonni, posso dare qualche notizia ufficiale. I lavori partiranno per metà febbraio. All'inizio avevamo previsto qualche mese, addirittura rasentavamo l'anno, invece mi dicono gli architetti e le ditte che si può ragionevolmente pensare che a fine primavera avremo quest'altra oasi di civiltà nella nostra area urbana. Sono particolarmente orgoglioso di dirlo perché sarà l'unico parco dei nonni in Italia, non solo nella Calabria, non solo nel sud Italia. Ce n'è uno a Madrid dal quale abbiamo preso l'idea, però rispetto a quello di Madrid siamo andati un poco oltre, perché quello di Madrid è solo parco dei nonni, invece il nostro sarà parco dei nonni e dei bambini assieme. L'idea è che il nonnino o la nonnina che porta il nipotino a giocare poi possa giocare assieme al nipotino, con giochi ovviamente diversi, però dedicati ognuno alle proprie specificità. Quindi i nonni con panchine, con i pedali e con tutte le altre cose, i bambini ovviamente con le altalene, con i ginelli e tutto il resto. È una novità assoluta in Italia che la città di Cosenza potrà esibire con orgoglio. La Terra di Piero lo costruirà, però ovviamente noi siamo come sempre un tramite tra i cittadini che danno una mano e poi i cittadini che ne usufruiranno materialmente. Parleremo anche di altre iniziative, adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo vi aspettiamo anche per parlare di calcio. Arrivano tantissimi messaggi, te ne leggo uno. Sergio, salutami il mitico Sergio Crocco, ringraziandolo di cuore per voler nuovamente installare la targa ormai scolorita dal 1995 dedicata al super tifoso Gigino Lupo, e noi lo salutiamo anche lui perché è un nostro amico e telespettatore che si chiama Gigi Lupo, e lo ringraziamo anche per questo commento. Dopo il 25 di gennaio rimetteremo questa targa proprio nel piazzale, io l'ho chiamato piazzale Gigino Lupo. Gigino Lupo è il padre di tutti i tifosi del Cosenza. Chi ha diciamo, più di 40 anni conosce la storia e conosce la figura di Gigino Lupo, che è un po' mitologico. Io quando ero piccolo lo vedevo davvero come un cartone animato, ma nel senso più bello del termine, un mito di passione, di cultura sportiva, di attaccamento morboso e fantastico nei riguardi del Cosenza Calcio. Chiunque pensi di avvicinarsi soltanto alla figura di Gigino Lupo ci fa una brutta figura, perché lui è veramente da mettere in una teca e dire questo è il tifoso del Cosenza. Noi siamo tutti più in basso. Una categoria inferiore. Una categoria inferiore, esatto. Mi dice anche Gigi Lupo di ringraziare Sergio per quello che fa per i disabili a nome dell'associazione Calcio all'Autismo. Questo pallone rappresenta tutte le persone disabili e le famiglie, il Campoverde e la vita, e questo pallone deve entrare in quella rete costituita da tante associazioni, tra le quali anche la Terra di Piero, a noi sempre vicina. Quindi noi salutiamo Gigi e ovviamente ringraziamo la Terra di Piero e tante altre associazioni che si occupano di questo. Mi chiedevano anche una domanda alcuni nostri stelespettatori, Sergio, su cosa ne pensi di Trinchera, ma io credo di soprassedere su questa. Invece andiamo avanti, parliamo ovviamente di calcio. Inizio da Franco Rosito, che poco prima non ha parlato. Franco, un calciomercato, dicevo, un po' sottotono, forse perché il fatto di non avere il pubblico allo stadio, tanti incassi mancati, quindi insomma si attuano degli acquisti di calciomercato, però non sono quelle bombe che magari uno ci si aspettava. Buon pomeriggio ancora, intanto saluto gli amici Sergio Crocco e Antonio Claus e grazie per avermi voluto con voi questo pomeriggio. Certo, mai come quest'anno, mai come calciomercato povero, anche le grandi squadre, i grandi club
parliamo di squadre che navigano nei quartieri alti della Serie A, parliamo dell'Inter che doveva fare sfracelli quest'anno, anche l'Inter sta avendo dei problemi e purtroppo i mancati incassi dovuti all'assenza del pubblico hanno penalizzato soprattutto le società di Serie B, le società di Serie C, per non parlare chiaramente delle altre che militano nel campionato dilettanti. Un calciomercato povero, poverissimo, il Cosenza che da anni, ormai lo sappiamo bene, fa i passi, piccoli passi, salvo poi purtroppo dover correre ai ripari a gennaio. Dovrà tentare di raccattare a destra e a manca qualche giocatore per Roberto Chiuzzi, non vorrei essere nei panni del buon Roberto in questo momento, per tentare di risalire la china. È una stagione ancora più difficile di quella passata. Abbiamo preso questo giocatore Tremolada, se ne aspettano altri, il Cosenza si aspettava di più da alcuni elementi acquistati la scorsa estate alla vigilia del campionato. Alcuni di loro si sono rivelati un fallimento, purtroppo non me ne vogliano male, e parlo degli attaccanti, non abbiamo trovato un attaccante simbolo, anche se ricordo che il Cosenza ha trovato i buoni attaccanti sempre a gennaio, negli ultimissimi tempi. Chissà che non sia la volta buona anche in questo gennaio 2021. Altri giocatori non hanno reso al 100%, mi riferisco agli esterni, ai quinti, come li chiamano adesso gli allenatori moderni, e quindi dobbiamo rifare le carte in tavola per quanto riguarda i quinti. E non è un compito facile per la società, per Trinchera, e staremo a vedere quello che accade. Certo, qualcosa bisogna fare per risollevarsi. Senti, la situazione di classifica è molto precaria, come naturalmente tutti sappiamo. Franco, in molte nazioni, l'altro giorno leggevo ad esempio in Francia, si pensa al taglio degli stipendi per alcuni calciatori. Secondo te è un'ipotesi che si può attuare anche qui in Italia? Ma se ne è parlato nella prima fase del lockdown in Italia, ci sono stati dei niet da parte delle associazioni di categoria, da parte dei giocatori. Personalmente non lo ritengo giusto, non penso si possa verificare una cosa del genere dalle nostre parti, almeno questo è un mio parere personale. E da queste situazioni, da queste ipotesi che si vanno facendo, ecco, potrà dipendere molto il mercato di alcune squadre come la nostra. È evidente che non andremo a pescare in mari grossi, ma cercheremo di andare in lagune. Antonio, invece a te volevo chiedere, leggevo proprio ieri sera, sto cercando di rivedere se trovo l'articolo che ho letto proprio ieri su Tutto Sport, perché si parlava di questa campagna di vaccinazione e quindi dell'ipotesi magari da marzo di riaprire gli stadi a pochi tifosi. Tu come la pensi? Mi sono già espresso, mi sembra proprio nella tua trasmissione. Io credo che la riapertura degli stadi sia un problema decisamente subordinato a tanti altri relativi al Covid. Quindi se si aprono le porte ai tifosi, ben venga, ma sinceramente perdere tempo nell'ipotizzare aperture o meno degli impianti, no, sinceramente non è un esercizio in cui davvero perderei tempo. Io credo che nel momento in cui vi è una soluzione già definita e una condizione di sicurezza affinché qualsiasi spettatore, calciatore, lavoratore possa operare o assistere al match in totale tranquillità, allora si può iniziare a parlare di riapertura degli stadi. Fino ad allora io sinceramente non vedo perché sia il caso di correre qualche rischio, non ne vedo proprio la necessità, ecco. Invece a Sergio volevo chiedere, a proposito, visto che adesso abbiamo iniziato questo discorso sulla Serie B, di Serie A ne parleremo magari nella terza parte. Leggevo proprio un articolo di Salernitana e Cosenza, acerrime nemiche e rivali sugli spalti, però unite per la Tanzania. C'è quest'altro progetto, sì, insomma, che vi vede le due tifoserie. Tanzania se lo sa Tanzania. Sì, è un bel progetto, un progetto che è nato qualche anno fa, perché io ho una grandissima amicizia con un ragazzo di Salerno che si chiama Andrea Criscolo, lo conosco da 39 anni, facciamo 40 anni di amicizia in questo anno. Ci fu un giorno che io mi trovavo in Tanzania, a Tosamaganga, proprio nella regione più a sud della Tanzania, eravamo quasi in Zambia,
misi qualcosa su internet, lui la lesse e disse ma qua ci abbiamo fatto un asilo noi, come oltre della Salernitana. Sono andato a vedere in effetti dove vicino all'orfanotrofio che seguiamo noi, un orfanotrofio veramente molto molto complicato e particolare, 85 bambini di cui almeno 25 con l'AIDS, quindi ti lascio immaginare che in realtà terrificante ci sia. Là siamo andati a vedere, c'era davvero questo asilo chiamato Salerno, quindi abbiamo detto sì, facciamo qualcosa insieme, lo allarghiamo, lo rendiamo più fruibile e così sarà. Portiamo da mangiare ai bambini perché comunque mangiano 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato, in questo modo riusciremo a farli mangiare tutti i giorni. Quindi un progetto che è bello e particolare, che la rivalità su Cosenza Salernitana resta e credo resterà per sempre, però va proprio in secondo piano, anche in terzo, in quarto, in quinto piano, perché si parla di bambini che soffrono senza colpa e quindi chi se ne frega che lo facciamo con gente rivale, lo facciamo con il cuore e riusciamo a fare una cosa che darà sollievo e migliorerà la qualità della vita di 85 bambini che sono davvero in grande difficoltà. Perché la vera indole del tifoso è questa, essere nemico, tra virgolette. Noi a Cosenza ce l'abbiamo nel DNA, dal 1978 che le cose le facciamo. Io ho fatto il mio primo viaggio nell'86, quindi 34 anni fa, in Africa con Piero, Paride e Padre Fedele, quindi ce l'abbiamo proprio nel sangue questa cosa. Tifare per il Cosenza in modo sfegatato e assoluto, però guardare anche, non girarci mai dall'altra parte rispetto a dei problemi che sono molto più grandi di noi, che noi sappiamo di non poter risolvere, però se riusciamo a migliorare la qualità della vita di 85 bambini in un orfanotrofio nella sperduta provincia di Iringa in Tanzania, lo possiamo fare, lo facciamo e lo facciamo con orgoglio assieme agli amici di Salerno, come no? Adesso ti chiedo cosa ne pensi del Cosenza, andiamo a vedere prima la classifica della Serie B, poi parleremo, come ho detto già poco fa, anche di Serie A. Andiamo a vedere, c'è questo Empoli in testa a 34 punti, seguito dalla Salernitana a 31, Cittadella e Monza a 30 punti, 29 la Spal, Lecce 26, 25 Venezia e Frosinone, Chievo e Pordenone a 24 punti, il Brescia a 21, Pisa 20, Vicenza 19, Reggina 17, 16 Pescara, 15 Cosenza, Cremonese e Reggiana, Virtus Entella 14, Ascoli 13. Vediamo anche il prossimo turno, ricordiamo che domani pomeriggio ci sarà questa sfida fra Monza e Cosenza, poi c'è Chievo Virtus Entella, Cittadella Ascoli, Empoli Salernitana, Pescara Cremonese, Pisa Brescia, Pordenone Venezia. Anche domani pomeriggio alle 16 giocherà la Regina contro il Lecce, poi c'è Spal Reggiana e Vicenza Frosinone. Guardando la classifica, Sergio, vediamo questo Monza che è proprio lanciato verso le zone alte della classifica, tanti calciatori importanti, mi viene in mente Balotelli, che so che però alcune notizie che leggevo è infortunato, quindi molto probabilmente non sarà della partita, ce ne diranno meglio poi dopo Franco e Antonio, insomma tanti giocatori, Boateng, un presidente come Berlusconi, insomma. Il Monza è ovvio che farà campionato a sé, forse soltanto l'Empoli riuscirà a contrastarlo, però il campionato lo vincerà perché ha giocatori davvero troppo più forti rispetto agli altri. È ovvio che all'inizio c'è un problema di amalgama, però quando sei troppo più forte proprio come cifra tecnica sali direttamente, e sono convinto che il Monza ci andrà facilmente in Serie A, come credo ci andrà l'Empoli perché ha un'altra squadra che come cifra tecnica è una spanna superiore alle altre. Non ci andrà la Salernitana perché non ci potrà andare, quindi ormai la storia della Salernitana la sappiamo ed è abbastanza tragicomica perché noi ce la vediamo di Guarasci e me la lamento sempre, però avere un presidente come Lotito che tu già sai che tu non puoi salire in Serie A perché c'è l'altra squadra, credo sia veramente alienante per qualsiasi tifoso. E poi ovviamente c'è questo Cosenza, Sergio, che mancano 2 gare al Giro di Boa. Roberto Chiuzzi è un allenatore giovane, però che sta facendo del suo meglio con questa squadra che ha a disposizione. Guarda, allora, io sono entrato qua poco fa e tu mi hai detto Sergio, cerca di essere diplomatico. No, come sai fare tu? quindi cercherò di essere il più diplomatico possibile. Io credo che i punti che abbiamo dobbiamo ringraziare e baciare i piedi a Roberto Chiuzzi perché con qualsiasi altro allenatore ne avremmo molti di meno.
perché abbiamo dei giocatori che quando un giocatore indossa la maglia rosso-blu per me è sempre Maradona, però se vogliamo guardare con una certa obiettività abbiamo dei giocatori che sono, molti giocatori sono improponibili per la Serie B e quindi la classifica che hai è già molto più di quanto si possa pretendere da una rosa che è rabberciata, che è stata fatta così all'acqua di rose, così che non è riuscita a fare un ritiro come purtroppo nella Guarascia non succede mai. Diciamo che ci sono tante motivazioni che la classifica che abbiamo adesso, io posso soltanto ringraziare Occhiuzzi, perché altrimenti con qualsiasi altro personaggio, a parte che probabilmente qualsiasi altro personaggio non avrebbe accettato, lui per amore del Cosenza, perché è un lupo doc, riesce a cavare proprio il ragno da qualsiasi buco ed è incomiabile. Per me il personaggio migliore in questo momento nel calcio cosentino si chiama Roberto Chiuzzi, lo conosco da una vita, però non è solo questo, so il suo attaccamento che ha nei riguardi del Cosenza Calcio, ma non è solo questo, è anche molto molto bravo proprio a fare l'allenatore tecnicamente. Antonio, queste le parole di Sergio, però insomma ci sono altri 15 giorni di calciomercato, chissà che magari il presidente e anche il direttore sportivo non possano smentirci, magari arriveranno giocatori importanti come sono arrivati anche negli altri anni. Il Cosenza è riuscito, lo sappiamo benissimo, in queste 2 stagioni a salvarsi, diciamo l'anno scorso all'ultima giornata per via anche del lockdown e di tutto quello che c'era in mezzo, però l'anno precedente insomma abbiamo raggiunto questa tranquilla salvezza. C'è questa gara alle porte contro il Monza, che gara sarà secondo te? Una gara che secondo me può esaltare proprio Roberto Chiuzzi come allenatore. Noi conosciamo Roberto Chiuzzi come un allenatore che quando ha davanti a sé degli spazi riesce a fare rendere al meglio i calciatori a sua disposizione. È una partita dove io credo che il Monza provi a alzare anche in maniera abbastanza militaresca il proprio baricentro, potrà lasciare a Baez, a Carretta, allo stesso Ballulì, qualora dovesse partire dal primo minuto, delle corsie da imboccare immediatamente per esaltare proprio queste qualità. Sul mercato io aggiungo una cosa, dover poi a gennaio intervenire sempre e in maniera anche abbastanza evidente nei calciatori chiave dell'organico è figlio chiaramente di ciò che si fa in estate, dove in estate per portare a Cosenza alcuni calciatori c'è bisogno di mettere mano al portafoglio, non giriamoci intorno, è questa la verità. A gennaio invece, vuoi perché alcuni elementi non hanno avuto il rendimento che si aspettavano, vuoi perché alcuni elementi sono finiti fuori rosa, vuoi perché alcuni elementi sono cresciuti a tal punto che delle società hanno bisogno di mandarli a giocare in altri club, allora il Cosenza può pescare in questo alveo e portare in rossoblù calciatori che a luglio e agosto non vuole permettersi, perché voglio sottolineare il verbo, non è che non può, non vuole, perché il presidente Guarascio credo che sia il presidente più facoltoso della storia del Cosenza Calcio. Però è un presidente che magari guarda anche alle casse, ecco, questo non possiamo negarlo, guarda le casse, soprattutto in questo periodo di lockdown, magari gli introiti non arrivano e quindi lui non vuole fare il passo più grande della gamba, Sergio. No, ma su questo io non ho nulla da dire. Guardi, io non cerco il presidente Gallo della Regina, a me un presidente del genere non piace, perché so che la Regina poi prima o poi si troverà a gambe all'aria come il presidente del genere, come ci siamo trovati noi con Beppuccio Pagliuso, la stessa cosa, perché comunque sono dei presidenti che davvero vogliono fare il passo più lungo della gamba. Però cerco un presidente, io vorrei un presidente normale, come ci sono altri 17-18 presidenti di Serie B, che sono presidenti normali, che portano in ritiro 15, 16, 17, 18 giocatori e portano una rosa formata. Poi può andare bene, può andare male, ci sono mille altri fattori, però una sorta di normalità la vorrei. Se mi presento con 7-8 giocatori in ritiro vuol dire che non me ne frega niente di fare calcio, capito? E quindi cerco di raffazzonare qua e là. Questa è la cosa che più è fastidiosa di Guarascio, non è che nessuno chiede a Guarascio la Serie A.
Nessuno chiede a Guarascio di andare a prendere il giocatore da 500.000 euro, il centravanti. Io non mi piacerebbe se andasse a spendere 500.000 euro per un giocatore, non mi interessa. Vorrei semplicemente un presidente normale che faccia le cose che fanno tutti i presidenti di Serie B, cioè dare all'allenatore una parvenza di squadra già ad agosto. Io non credo sia chiedere alla luna da parte di una tifoseria, credo sia proprio il minimo sindacale da chiedere a un presidente che comunque dalla Lega riceve tanti milioni di euro, quindi può spendere, non è che chiediamo a Guarascio di licenziare gli operai di ecologia oggi per andare a prendere il centravanti, nel modo più assoluto. Sappiamo che ci sono delle cose che si possono fare, non le vuole fare, e vabbè, che ci possiamo fare, però quantomeno glielo diciamo. C'è un nostro telespettatore che dice: ti devo contraddire Sergio, perché questi giocatori penso che i calciatori li hanno scelti insieme, e come mai quest'anno il ritiro l'hanno fatto quasi tutti insieme. Insomma, Non lo so, non hai capito tanto buono. Non ho capito. Però Allora, no. a quanto penso voglia dire che insomma questi calciatori hanno iniziato il ritiro insieme, sì, però magari alcuni si sono trovati all'inizio, gli altri sono arrivati al ritiro quello in che diciamo corso. sempre, cioè, quando tu parti con 8-9 giocatori, poi ti arrivano, la maggior parte non riesce a fare proprio nemmeno un giorno di amalgama, nessuno riesce a cominciare a studiare degli schemi che poi possono portare in campo, possono portare dei risultati in campo. È ovvio che poi ti trovi malissimo e regali già un girone d'andata alle squadre avversarie. Poi alla fine ci sono anche delle partite in cui hai giocato molto bene, perché comunque Occhiuzzo li fa giocare bene, però i limiti tecnici quelli sono, se tu un giocatore lo prendi in prestito lo paghi zero, o l'altro lo prendi in prestito lo paghi zero, è ovvio che la maggior parte poi non ti renderà per quanto possono rendere i giocatori che invece vai a comprare, oppure che ti cresci sul vivaio, perché l'altro poi andiamo in un altro settore che è veramente da piangere, il settore giovanile. Sono 10 anni in 10 anni è uscito giusto quest'anno su Eva, che lo sto facendo uscire Occhiuzzi. Per i 10 anni il Cosenza Calcio non ha tolto un solo giocatore dal settore giovanile, a parte su Eva. Quindi vuol dire che bisogna investire di più. Fallimentare, e poi se parli con i genitori dei ragazzi del settore giovanile ti cadono proprio completamente le braccia. A Franco Rosito invece volevo chiedere, insomma, in settimana ci sono state questa sorta di 10 domande che avete posto al Presidente, siete soddisfatti anche delle risposte che avete ricevuto? No, ma proprio di questo volevo parlare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo Franco. Grazie. Non ti vediamo, ma ti sentiamo. Non so cosa sia accaduto. Va bene, andiamo avanti con lo stesso, non ti preoccupare. No, ci sono. Eccoli. Forse ci sono. Abbiamo provato a stuzzicarlo, abbiamo provato a stimolarlo, il presidente Guarascio ovviamente insieme ad altri colleghi. Lui è un presidente che ha sempre ragione. Ad alcune cose che avevo inserito nel mio mini pacchetto di domande mi pare però non abbia risposto. Ed è un po' quello che diceva pure Sergio. Un obiettivo però dobbiamo porcelo fino a quando andiamo avanti, fino a quando questa società intende andare avanti volando basso. Alcune società in passato hanno detto: io in un quinquennio voglio arrivare in Serie B, voglio arrivare in Serie A, altrimenti lascio. Noi andiamo avanti, non abbiamo penalità, i conti sono a posto, non c'è un centesimo di debito, i giocatori vengono pagati, i collaboratori vengono pagati, tutto funziona alla perfezione. Guarascio ha dei collaboratori straordinari, mi costa questo, fanno il triplo di quello che dovrebbero fare. Non abbiamo penalità, però questo presidente un obiettivo deve porselo, da solo soprattutto, perché a quanto pare non ci sono delle situazioni intorno al presidente Guarascio. Il Cosenza non sarebbe stato attenzionato in maniera seria, lui così dice, per cui fino a quando vogliamo andare avanti con questo progetto inaugurato diversi anni fa. Un obiettivo dobbiamo porcelo, secondo me, ed è questa la risposta che il Presidente dovrebbe dare. Oppure navigheremo sempre a vista, come stiamo facendo in questo momento. Noi ce l'abbiamo messa tutta, le domande sono state
diverse, dall'organizzazione societaria all'organizzazione tecnica, il futuro di Trinchera, tutto. Abbiamo provato a riassumere tutto quello che in questo Cosenza va e quello che non va soprattutto. Il presidente Guarascio ha sempre ragione. Per quanto riguarda gli aspetti societari, degli interessi verso questa società, purtroppo però i fatti, almeno sulla carta, gli danno ragione. Perché il giorno dopo della pubblicazione delle sue risposte, io almeno fino adesso, Antonio Clausi mi può dare conferma, non ho visto un imprenditore, una società, qualcuno che abbia bussato in passato alla porta del Cosenza che sia uscito a smentirlo, che sia riuscito a smentire il presidente Guarascio dicendo no, attenzione, il presidente Guarascio è un bugiardo, mi permetto questo termine per descrivere quello che voglio dire, è un bugiardo perché noi abbiamo fatto un'offerta sontuosa ma lui non l'ha accettata. Evidentemente in questo momento il Cosenza Calcio non è appetibile, non ci sono interessi e il presidente Guarascio va avanti così, non sappiamo fino a quando, volando basso, mantenendo la squadra in Serie B, coltivando questo sogno della Serie A che ad alcuni club diciamo è riuscita questa impresa con un pizzico di fortuna, ma che a Cosenza evidentemente non riesce, non sappiamo per quale motivo. Questa diciamo è la mia sintesi, spero di essere stato abbastanza chiaro, questo è il mio pensiero. Ecco. Franco, allora, l'offerta di Lucio Presta era concreta e sostanziosa, questo te lo posso dire con sicurezza. A lui Guarascio ha detto ti posso dare il 49%, ovviamente Lucio Presta ha rifiutato. Perché Lucio Presta non va in televisione, perché non gli interessa, non credo gli interessi ad armare polemiche con il presidente Guarascio. Ha capito che non c'era niente da fare per prendere il Cosenza, se n'è tornato a Roma e è andato a rifare il suo lavoro con i suoi interessi a Roma, che possiamo dire che stiamo parlando del manager di Roberto Benigni, di un premio Oscar, quindi non dell'ultimo arrivato. È evidente che io credo che Lucio Presti, invece, parlo di uno, a me sono arrivate altre voci di altri imprenditori che si sono avvicinati al Cosenza e la risposta è sempre stata questa: 49%, quindi continuo a comandare io, tu metti i soldi. È ovvio che nessuno ci starà su queste condizioni. Ma fino a quando? Ne parliamo tra pochissimo, Franco, perché c'ho la pubblicità tassativa, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Terza parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati sulle trattative o presunte tali trattative di mercato, insomma, per acquisire le quote del Cosenza. Sergio aveva svelato un retroscena che riguardava la trattativa di Lucio Presta, insomma, il presidente avrebbe detto, insomma, tutte ipotesi, Sergio. Non abbiamo però, insomma, come diceva Franco prima, non ci sono imprenditori che sono usciti allo scoperto dicendo io ho offerto tal dei tali, però il presidente non ha accettato. La verità è questa. Tante le domande che ci stanno arrivando, adesso vado anche da Clausi. Innanzitutto a Sergio, se Occhiuzzi dice che i giocatori presi sono tutti di categoria, di chi è la colpa di avere 15 punti? Ma scusate, ma Occhiuzzi chi vi può dire? Che allena a bidone, è ovvio che non lo dirà mai, no? Questo lo dico io perché sono un tifoso non pagato e non... assolutamente autonomo, e quindi li posso dire. Ovviamente Occhiuzzi, l'allenatore del Cosenza, deve dire che comunque ha fiducia in questa squadra, che magari ce l'ha davvero, però ce l'ha davvero per gli obiettivi che lui vuole perseguire, perché magari lui è davvero convinto che con questa squadra raffazzonata e tutto magari riesce a cavarci anche la salvezza. Però sarà una salvezza, e è quello che naturalmente mi auguro a tutti gli effetti, però sarà sempre una salvezza tirata, tipo quella dell'anno scorso. Ma perché dobbiamo per forza, cioè perché Cosenza deve avere questo obiettivo di salvezza per forza all'ultimo minuto e non un campionato tranquillo che si potrebbe fare anche in considerazione di quello che si diceva per i mezzi economici che ha la proprietà? Perché noi dobbiamo essere
sempre Arrivare con troppi patemi. l'ultima gallina del pollame. Perché? Boh, non lo so perché. Mi arrivano anche notizie che riguardano la trattativa di Presta, mi dicono che non corrisponde a verità quanto ho detto, che il presidente Presta voleva gestire il Cosenza, c'era un'offerta scritta, insomma, queste poi ne parleremo magari se avremo ospite il presidente, magari io quello che so anche è lui. questo, poi magari so sciocchezze, però quello che so è questo e lo dico. Certo, ad Antonio invece volevo chiedere, ma perché, mi dite il Cosenza dove sarebbe oggi se non ci fosse stato questo presidente? Lo chiede Michele Aita e dice grazie. No, ad Antonio Clausi, ad Antonio Clausi. Antonio, non ti sentiamo. Vediamo un attimo di ripristinare. Proviamo di nuovo. Ecco, adesso sì, Antonio. Dicevo, io non ho la palla di vetro per sapere dove il Cosenza sarebbe stato. Sicuramente, però a titolo personale questo lo dico e non certamente a nome degli altri 21 firmatari. Quando il presidente Guarascio dice siamo felici di aver consentito a voi giornalisti e a voi tifosi di poter vivere e raccontare le pagine del Cosenza Calcio. Beh, io credo che il presidente Guarascio dovrebbe sapere che le pagine del Cosenza Calcio, in molti egregiamente prima di me, le hanno già raccontate ampiamente e bene. E anche io le racconto, anche grazie a lui, ci mancherebbe altro. Ma la dignità di una vittoria è uguale in ogni categoria. Quindi il fatto che lui scopiazzi parole dette da Lotito in altre conferenze, in altre risposte sulla questione dei palloni, poteva essere un po' più originale e soprattutto rispetti, a mio avviso, la storia del Cosenza Calcio, perché anche in Serie D, con tutte le difficoltà, era dignitosissima. Però Antonio, ci sono messaggi che ci arrivano a proposito di questo, forse la stampa cosentina andava meglio come presidente Nucaro o altri avventurieri simili, insomma questi sono ovviamente i pareri che ci arrivano. Ma magari invece andava bene Serra, andava bene altri presidenti che invece hanno fatto meglio. Che vuol dire? Perché andare a prendere sempre gli esempi peggiori? Quale sarebbe la ratio di questo? E poi chiedono perché il presidente più vincente della storia del Cosenza dovrebbe lasciare la squadra? State male secondo me? Io non sono tra quelli di Guarasciovattene, attenzione, non l'ho mai scritto, nessuno può dire che ho mai detto Guarasciovattene. Confermo io chiedo a Guarascio un'attenzione maggiore rispetto al Cosenza Calcio. Questo, e magari un investimento in più, un'attenzione maggiore, cioè un far capire alla gente che non è un hobby il Cosenza Calcio, ma è tanto altro. C'è gente che c'è morta, c'è il Mimolino Corrente, c'è Redde che ci sono morti per il Cosenza Calcio, quindi bisogna davvero stare attenti quando si parla del Cosenza Calcio anche a livello sentimentale. Non può essere un hobby e non può essere una cosa che sì, c'è e tanto ci sono stati presidenti peggiori di me, ma che me ne frega a me del presidente peggiore di te. Io voglio voglio e chiedo che si porti avanti una società di Serie B in modo serio, che non ci sia più un Cosenza Verona, per esempio, che non c'è stato nemmeno nei tempi di Nucaro, Idriene e tutta la compagnia cantante. Quindi questo è chiedere davvero la luna, non credo proprio. E poi Antonio, insomma, volevo fare intervenire anche te perché so che volevi rispondere a un tifoso perché, buonasera, vorrei ricordare a tutti che al suo tempo fu criticato anche Paiuso pur avendo fatto ottimi campionati e visto atleti di spessore, poi il nulla, fino a che è arrivato Guarascio. Sinceramente un dopo Paiuso non lo vorrei rivivere. Ovviamente sono dichiarazioni che così, insomma, ognuno può esprimere quello che vuole, però giustamente, come diceva Sergio, non guardiamo agli esempi peggiori, guardiamo agli esempi migliori, e lui diceva lo stesso, non vogliamo vivere come tifoseria un campionato con patemi e arrivare fino all'ultimo minuto, insomma, per giocarsi la salvezza. Perché io devo guardare il Trapani che fallisce e non posso guardare il Crotone che invece va in Serie A, senza voler chiedere, come dicevo prima, di andare in Serie A. Però perché devo guardare i peggiori? Che siamo fatti? Chiunque nella vita guarda gli obiettivi migliori e non guarda gli obiettivi peggiori e chi si comporta peggio. No, mi sembra assolutamente logico. Io guardo gli esempi più virtuosi, guardo il Cittadella che probabilmente forse spende ancora meno del Cosenza, però lo fa in modo programmato, ragionevole e riesce
davvero a trovare dei giocatori ogni anno buoni per il progetto, e ogni anno il Cittadella si trova tra i playoff. Perché questo non lo può fare il Cosenza? Perché il Cosenza non ha assolutamente un minuto di programmazione in più rispetto al momento in cui si gioca. Antonio, volevi rispondere se non sbaglio? Sì, assolutamente sì, perché qui probabilmente si scambia il voler porre quesiti al presidente Guarascio ed esporgli delle problematiche che più giornalisti hanno ravvisato e che poi sostanzialmente hanno fatto da portavoce a quanto Sergio e tanti altri tifosi stanno dicendo un po' da tanto tempo, come degli attacchi al presidente Guarascio. Se si arriva al punto che bisogna scrivere continuamente va tutto bene, Madama la Marchesa, solo perché il Cosenza è in Serie B, beh, sinceramente, perdonatemi, ma io non farò parte di questa schiera. Io ritengo che il presidente Guarascio sia realmente una risorsa per Cosenza Città e per la storia del Cosenza Calcio. Vorrei, tuttavia, che si sintonizzasse maggiormente sulle stesse frequenze che hanno i tifosi e parte di questa stampa che gli ha posto le domande. Non credo di chiedere la luna, non credo che nessuno di noi firmatari abbia leso la maestà di chi siede sulla poltrona più importante di Via degli Stadi. Detto questo, Antonio, vorrei, come dire... Quello che dici tu è giusto, però magari io non voglio fare l'avvocato del diavolo, assolutamente, però visto che non c'è il contraddittorio con il Presidente, devo anche intervenire dicendo che magari il Presidente è contento così perché i suoi risultati in questi anni li ha raggiunti, ha guardato con un occhio al budget e magari, penso che anche lui non voglia arrivare fino all'ultima giornata con la salvezza, però ovviamente magari si fida dei suoi collaboratori, va bene così, vedremo insomma cosa succederà in futuro. Sì, siamo in fascia protetta, quindi non ti dico la mia teoria, a parte gli scherzi, poi vorrei aprire una piccola parentesi di chiedere a Guarascio di tenere un po' la città più pulita, perché la città è veramente di una sporcizia clamorosa, al di là del Cosenza Calcio. Togliamo un attimo il Cosenza Calcio, ti prego Presidente di cercare di mantenere la città di Cosenza un poco più pulita, perché in questo periodo, ormai sono mesi, è una porcilaia ed è veramente un peccato. Forse questa è una cosa addirittura più importante del nostro Cosenza. Questo è Apro e chiudo la parentesi. l'appello al Presidente Guarasci, ovviamente di riflesso anche all'amministrazione comunale che agisce a Cosenza. Tantissime domande stanno arrivando. Allora, concordo con Sergio, non si può sempre sperare nell'acquisto di Kulovic a gennaio, poi infatti a Crotone non criticano come noi, ci scrivono, e poi sono un tifosissimo del Cosenza, ho 50 anni, se analizziamo i soli numeri, Guarascio è il presidente più longevo nella storia ed è anche il più vincente, in più ci si lamentava che in società non c'era cosentinità, ora abbiamo Occhiuzzi, Marulla e Sueva. Questo insomma è ineccepibile. Questo è un passo avanti che io riconosco a Guarascio, assolutamente sì, questo è vero. Antonio, mi chiedono invece una domanda tecnica, Tremolada, sia a te che a Franco la faccio. Come si colloca nello scacchiere dei lupi? Questo è Sergio Franco che ce lo chiede. È un trequartista puro, un classico numero 10. Iniziamo da Antonio e poi andiamo a Franco. È un trequartista... Non lo so, Antonio purtroppo non lo sento. Iniziamo da te, Pronto? Franco. Ecco, sì, forse adesso sì, Antonio, vai. Dicevo che Tremolada è un trequartista puro, un calciatore estroso che ama giostrare sulla tre quarti e ama fornire gli assist per gli attaccanti del Cosenza. È un calciatore che oltre a battere bene le punizioni, i corner, quindi in un match sono fondamentali questi dettagli, come dire, spesso e volentieri con le sue giocate mette davanti al portiere avversario i compagni. È un'arma in più per Roberto Occhiuzzi. E tornando un attimo sulle parole che ha detto Sergio in apertura, io sono d'accordo con lui, nel senso che Roberto Occhiuzzi o un allenatore più in generale può fare tutto per portarti in area di rigore, e lui lo fa. Una volta in area di rigore però o lo hai nelle corde, fare gol, o non ce l'hai. C'è poco da fare. A Franco invece chiedo, buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza, secondo me per l'attacco dei lupi bisogna prendere giocatori in attività, non penso che Ninkovic sia il giocatore giusto per risolvere i problemi del Cosenza perché è stato per molto tempo fermo per un infortunio.
Questo è vero, anche Tremolada purtroppo arriva da un periodo di inattività, magari non per colpa sua, e magari fosse in proporzione il nostro piccolo Cialanoglu, che in questo momento va per la maggiore nel mio ritrovato Milan, perché il Cosenza ha bisogno di giocatori autoritari a centrocampo, soprattutto in quella zona nevralgica del campo dove onestamente speravo in più su Petrucci, speravo in più su Sciaudone. Serve gente che ad un certo punto della partita prenda in mano le redini della squadra e la sappia guidare. E questo principalmente che manca al Cosenza, perché il rammarico, e sarò breve da questo punto di vista, è che tu nella gara con l'Empoli, che poi hai preso il gol nel momento forse in cui stavi con un pizzico di coraggio affrontando anche una squadra di categoria superiore con le tue armi positive, grazie anche alla bravura del nostro Roberto Occhiuto. Quindi ti mancano però almeno un paio di elementi in grado di fare la differenza nei momenti cruciali della partita. Poi è chiaro, abbiamo delle lacune altrove, ma almeno sulla tre quarti e poi a centrocampo un cervello, uno che sappia guidare la squadra nei momenti importanti è necessario assolutamente. Per il resto gli argomenti che avete trattato, i giornalisti, la dignità, la professionalità, dovremmo fare una puntata a parte. Mi permetto di dire così poche cose perché rappresento come presidente del Circo della Stampa di Cosenza buona parte dei giornalisti sportivi di questa città, che sono, posso dire, di un grande spessore, che hanno vissuto momenti importanti. Io ho vissuto momenti importanti con Sergio, decine se non centinaia di trasferte in tempi brutti e in tempi belli, anni 80 e anni 90, presidenti positivi, presidenti negativi, grandi battaglie. Abbiamo lottato anche in Serie D. Io personalmente nel 2003 andavo su due campi, sul campo di un Cosenza Calcio la mattina, sul campo di un altro Cosenza Calcio il pomeriggio, e abbiamo vissuto delle situazioni veramente difficili. Possiamo dire al Presidente Guarascio che siamo ben rodati, abbiamo delle spalle abbastanza possenti per andare avanti, e quando ci permettiamo, più che di giudicare, come ho detto prima, di stimolare, di pungolare, di alimentare il dibattito, pensiamo di essere sempre propositivi, positivi, non negativi. Non vogliamo abbattere un progetto che si sta cercando di realizzare da anni, perché magari sotto sotto il Presidente Guarascio è un ambizioso, in un taschino della sua giacca, magari quello di destra, avrà un bigliettino con sopra scritto: io voglio portare il Cosenza in Serie A. Io l'unica cosa che vorrei sapere, in questo biglietto è scritto un termine, un limite entro cui questo progetto si chiuderà o no? Punto. Ma magari non lo dice Franco per scaramanzia, possiamo dire così. Ma io gli ho dedicato un paio di mesi fa un corsivetto sul giornale per il quale lavoro, su Gazzetta del Sud. Lui è alla ricerca di quel mammì che fece felice diverso tempo fa il Catanzaro. C'è quest'anno un mammì nel Cosenza? Puntini sospensivi, punto interrogativo, ai posti dell'ardua sentenza. Per adesso purtroppo dobbiamo combattere con una posizione di classifica precaria, meno di un punto a partita, e la gara di Monza, che certamente non è facile, però si sa, nel calcio tutto è possibile. Prima di sentire Roberto Chiuzzi, Sergio, il Cittadella è una realtà non replicabile a Cosenza. Mi scrivono, è una piazza dove non aspetta, dove se prendi un calciatore della Serie C nasce una caciara. A Cittadella i calciatori sono i meno pagati della categoria, ma non è detto che quando uno è meno pagato... Stiamo prendendo solo giocatori di Serie C e tutta questa caciara a Cosenza non la vedo. Noi stiamo facendo peggio del Cittadella. Nel senso che poi i giocatori in Cittadella li ingarra e noi tanti li sgarriamo, quindi, eppure se vai a vedere il calciomercato del Cosenza di quest'anno la maggior parte arrivano dalla categoria inferiore o da lunghi periodi di attività, però tutta questa cacciara io non l'ho vista. Sentiamo le parole di Occhiuzzi, che poi c'è una domanda di Zio Elio sul mercato. Ma siamo un po', sapete già dove siamo indirizzati, quindi un po' è normale che durante il mercato il direttore, che ormai è lì da una settimana, oltre che sta lavorando già da un mese, diciamo, su determinate cose, quindi giorno dopo giorno ci sono sempre novità, però quando
la settimana scorsa ne parlavo di più, in questa settimana io devo pensare a preparare la gara, ad allenare un gruppo di ragazzi che dopo questa piccola sosta li ho ritrovati più rigenerati a livello mentale, era normale dopo un tour de force importante. E quindi per il resto sta facendo un ottimo lavoro il direttore e quindi arriveranno i dovuti rinforzi. Insomma. Sì, quello che ho detto prima, è stato importante ritrovare le forze a livello mentale più che altro, un po' da parte di tutti, ma credo che per tutte le squadre è stato così. E quindi ritrovare i ragazzi comunque più carichi, più carichi pure nell'affrontare la settimana, perché dopo giocare ogni 3 giorni, non poter lavorare su determinate cose, quindi preparare la gara in modo comunque affrettato, recuperare sempre alcune forze, e quindi è stata un po' verso la fine è stata dura. Forse noi siamo stati una di quelle squadre, l'abbiamo pagato un po' di tutti, anche se siamo riusciti a fare qualche punto, secondo me anche in momenti dove non eravamo al top importanti. E quindi è normale, c'è la consapevolezza di andare a affrontare una squadra che è quella che è, insomma, conosciamo la sua forza, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare, di affrontare le gare, l'attenzione deve essere con qualsiasi squadra la stessa, oggi le attenzioni devono essere rivolte a loro e stiamo cercando di preparare al meglio questa partita. Allora, Jaime sta benissimo, quindi si è aggregato benissimo dopo la sosta. Sapevamo che aveva bisogno è stato un infortunio non grave, però un infortunio che per quella gara purtroppo ce l'ha stoppato, però sapevamo che veniva assorbito in poco tempo, quindi sta bene. Per quanto riguarda la posizione di Tremolada, sapete che è un trequartista puro e quindi noi sapete benissimo come giochiamo, quindi la sua posizione è quella. Jaime è un giocatore molto duttile lì davanti sapete che a me piace ruotare con i 3 attaccanti. A volte è una linea da 3, a volte è una linea di 1-2, è normale con Tremolada e Balolì in campo è più un 1-2, quando ci gioca Jaime in quella posizione si può svariare di più, quindi in base alle caratteristiche dei ragazzi, però l'occupazione degli spazi del nostro trio d'attacco è sempre quello. Insomma. Mirko sa cos'è per noi, lui sa l'importanza sia a livello di uomo che a livello di calciatore. Per questa squadra, per questa società. Stessa cosa lui sa cos'è il Cosenza per lui. Io ne ho parlato una mezza volta perché poi si prepara la gara. Il ragazzo è un professionista. La prima cosa che mi ha detto: sono situazioni mie che devo gestire io, ma sai mister che io qua do sempre l'anima e quindi stai sereno che ci sono a 3.000, quindi quando un giocatore del genere ti dice determinate cose è normale, sono situazioni anche lavorative che affronterà il suo procuratore più che altro con la nostra società. La nostra volontà a livello tecnico e tutto è quella che è un ragazzo che ci ha dato tanto a livello umano, a livello calcistico, e quindi ce lo vogliamo tenere stretto. Io mi scuso se non posso leggere tutti i messaggi perché stanno arrivando a raffica sul nostro numero WhatsApp. Mi scuso anche per non poter parlare di Serie A perché insomma siamo soffermati un po' di più sulla Serie B e sul Cosenza. C'era Zio Elio che una domanda: sarebbe opportuno che Occhiuzzi provasse un centrocampo Petrucci, Tremolada, Sciaudone? Forse un suggerimento più che altro quello di Zio Elio. Poi c'è buon pomeriggio, purtroppo siamo sempre alle solite, concordo pienamente col signor Crocco, il signor Clausi. Il mercato di gennaio a cui si ricorre per rimediare agli errori è sempre figlio del mercato disastroso fatto in fase di costruzione della squadra, o meglio della mezza squadra che ci troviamo. Ad esempio Pettinari, anche se ha un costo rilevante, non avrebbe fatto al caso nostro poi mandare via Brucini, che a mio modesto avviso serviva come il pane visto che segnava anche qualche gol ed era una diga in mezzo al campo. Mi chiedo perché, forse sicuramente il calciatore ha chiesto di andare via anche perché era sotto contratto. Questo Giuseppe da Altomonte. Un messaggio a Sergio, questo da parte di Andrea Marano: non pensare sempre al Cosenza, piuttosto pensa al pelosetto a 4 zampe. Poi Francesco Riccardi da Roma domanda se Sergio, ma col Presidente voi come gruppi di tifoseria avete un dialogo costruttivo di intenti o non c'è comunicazione? No, io non faccio parte di nessun gruppo di tifoseria, sono con i Lupi a Rotelle, che è un piccolo gruppo di ragazzi in carrozzina, quindi
i gruppi di tifoseria sono altri, ho già dato, nella mia vita con i gruppi ho già dato, quindi cerco di essere più autonomo possibile, di esprimere le mie idee in modo più autonomo possibile, cercando di essere sempre più obiettivo possibile, sempre pensando che chi è tifoso poi alla fine di obiettivo c'è sempre, mai il 100% ovviamente. Telegrafici invece chiedo ad Antonio e a Franco di parlare un attimino di questa regina e di questo impegno con il Lecce, una regina che sembrava in ripresa, poi c'è stato dei piccoli scivoloni, adesso questa sosta, la partita importante è quella proprio di domani pomeriggio con il Lecce. Iniziamo da Franco. Certo, bisogna vedere la pausa come al solito a chi ha fatto bene. Si è fatto bene alla regina che stava ritrovando un po' il binario giusto, quello che voleva il suo presidente ad inizio della stagione, oppure alla squadra del Lecce. È una partita direi da tripla assolutamente. È chiaro che la squadra Amaranto deve tentare a tutti i costi di fare punti per risalire e rimettersi insomma nella carreggiata. Certo, lo scontro che attende gli Amaranto non è facile, ripeto, la pausa a volte fa bene a chi è in difficoltà, a volte fa bene a chi fa male, a chi sta invece navigando in acque più tranquille. Dobbiamo aspettare un attimo, è lo stesso discorso che può valere per il Monza e per il Cosenza. Roberto Occhiuzzi diceva che ha visto i ragazzi ben rigenerati in questi giorni, speriamo bene, non ci resta che aspettare 24 ore. Franco, io ti ringrazio, così ti saluto, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio, ci risentiamo poi nelle prossime settimane, grazie ancora. Grazie. Antonio, Grazie invece a te chiedo telegraficamente un pensiero sulla regina e su questo scontro con il Lecce. Beh, sulla carta è uno scontro che fa sorridere sicuramente ai giallorossi, alla formazione di Corini. Però c'è da dire che la regina con il cambio di allenatore sta cercando un attimo di ritrovare se stessa. Fino all'80esimo, se non sbaglio, sarebbe uscita indenne da Ascoli, poi nel recupero è andata a KO e ha perso una partita che sostanzialmente sembrava ormai vinta. Sono partite strane, anche perché il Lecce non è dove si aspettava Corvino essere in questa fase di campionato. È un campionato strano e aggiungo anche, è un mercato strano, e mi allaccio al discorso regina perché ad esempio Mustacchio, un esterno che era praticamente fatto alla regina, ha detto di no. No, ha detto di no, è saltata questa trattativa. Mustacchio ha detto di no al Cosenza in precedenza e adesso sta trattando con Alessandria e con Padova, addirittura in Serie C. Questo per dire che calciatori come Pettinari continuano a rifiutare la piazza Cosenza, quindi a volte non è semplice dire prendiamo quel calciatore, prendiamo quell'altro, perché poi nel momento in cui si va ad affrontare un discorso con il procuratore o con il calciatore stesso, spesso ci si scontra con la volontà del ragazzo di non venire a giocare a Cosenza. Quindi questo è un elemento che purtroppo negli ultimi anni sta caratterizzando anche il calciomercato ed è giusto sottolinearlo. Antonio, grazie anche a te per essere stato con noi questo pomeriggio, ci risentiamo anche con te nelle prossime settimane. Prima di chiudere volevo fare un appello, Sergio, che riguarda appunto l'associazione Terra di Piero, perché la gente, insomma il nostro pubblico, i nostri tifosi possono sostenere questa vostra associazione. Come possono farlo? Diciamolo. Guarda, già la città di Cosenza e il suo internet la sostiene tantissimo la Terra di Piero, ogni volta che facciamo un appello e chiediamo 100 ci arriva almeno 200, quindi forse gli appelli sono superflui, ma lo facciamo lo stesso. Andate sul nostro sito internet www.laterradipiero.it e troverete adesso il tesseramento del 2021 con due nostri progetti in itinere, cioè quello del Parco dei Nonni che sarà a Redde, ne abbiamo parlato poco fa, sarà impiantato nel Parco Robinson, e poi il Parco di Daniele Caristia che stiamo costruendo a Kaolack, proprio nel centro del Senegal, in un posto anch'esso molto disastrato, sempre accessibile ai bambini disabili del Senegal. Dovevamo andarlo ad inaugurare il 20 aprile dell'anno scorso, poi è saltato tutto, però i giochi sono praticamente già pronti, appena potremo andremo ad inaugurarlo e sarà un'altra piccola oasi di civiltà
in Terra d'Africa e sarà il terzo parco giochi accessibile per bambini disabili che la Terra di Piero costruisce. L'abbiamo costruito una a Cosenza, uno in Tanzania e adesso questo in Senegal, e quindi se potete dateci una mano, perché state sicuri che tutto quello che mandate andrà tutto nei nostri progetti e anche un centesimo in più. Mi chiedevano prima se con questo lockdown arrivano comunque i doni lì in Africa, nonostante la pandemia. Adesso non possiamo mandare container, quindi al momento è tutto fermo. Speriamo di poter fare un container per il Madagascar a marzo. Noi i container che facciamo mettiamo sì roba da mangiare, roba di vestiti, però soprattutto mettiamo aiuti strutturali, mettiamo la roba per esempio per fare le serre, per costruire le serre in modo che poi possono impiantare l'agricoltura, soprattutto negli orfanotrofi dove possono avere la possibilità di mangiare sempre senza bisogno che arrivino aiuti dall'Europa, ma lavorando loro la terra, lavorando loro anche con l'acqua piovana che ogni tanto arriva, oppure con i pozzi che riusciamo a costruire. Sergio, si sbrigasse Guarascio, voglio vedere Roma-Cosenza all'Olimpico di Roma, ce lo aspettiamo, ce lo auguriamo tutti. Grazie a Sergio Crocco della Terra di Piero, seguitelo, insomma tante belle iniziative. Io vi lascio alla nostra rubrica di Luca Lepiane e Luigi Rogano, come al solito parlano anche di questo tempo un po' incerto con la neve. Al venerdì prossimo. Mamma mia, che freddo vuoi. Lui? Oh, perfetto, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Allora, Mamma mia, no, sono qua, ti stavo aspettando. Devo dire, giornatina freddina, Ma guarda, oggi proprio... più che freddina, gelatina. Allora stiamo a casa. Stiamo nella casa. Fuoculare e gelatina.